Approvata con il decreto bollette una norma che permetterà all'autorità dell'energia di calmierare in parte i rincari delle bollette. Accordo dell'ENI in Egitto per forniture aggiuntive di gas. Gabriella Capparelli. Una norma blocca speculazioni e salva bollette. Nel decreto antirincari approvato alla Camera è stato introdotto un meccanismo che fornisce ad ARERA, l'autorità per l'energia, la possibilità nello stabilire i prezzi di maggior tutela di dare più peso ai costi reali della materia prima. ARERA dunque potrà chiedere i contratti d'acquisto agli operatori. Un modo per porre un freno agli extra profitti che le società sono riuscite a realizzare in queste settimane di guerra, con un incremento dei prezzi fino al 40% per il gas e di calmierare gli aumenti delle bollette. L'impennata dei costi energetici ha avuto infatti una forte ricaduta sul bilancio delle famiglie e delle imprese italiane, che adesso il governo sta tutelando con forti aiuti e allo stesso tempo ricorrendo a fonti d'approvvigionamento diverse dalla Russia. L'obiettivo è riempire gli stoccaggi di 12 miliardi di metri cubi più 4 di emergenza entro l'inverno e liberarsi nel giro di 2-3 anni della dipendenza da Mosca. L'ultimo accordo in tal senso è stato firmato ieri da Eni con l'Egitto per ulteriori 3 miliardi di metri cubi per l'Italia e l'Europa. Flussi aggiuntivi sono attesi da paesi come Algeria, Libia ed Azerbaigian. Elon Musk, il patron di Tesla, alla conquista di Twitter, lancia un'offerta pubblica.